momento magari la diretta di far vedere le signore in modo tale che hanno anche modo di... quindi abbiamo delle ospiti oggi che salutiamo, che sono tutte le insegnanti, sono tutte le educatrici, le insegnanti degli asili nido, quindi le scuole dell'infanzia, i 0-3 ma comunque anche gli 0-6 anni, e quindi grazie per essere qui. Le salutiamo e le ringraziamo perché loro hanno la responsabilità del nostro futuro, perché poi alla fine è questo, no? L'educazione dei bimbi che sono i nuovi cittadini e che sono coloro sui quali dobbiamo investire di più. E peraltro è anche occasione per ricordare, l'ho detto anche alle signore prima, che domani ho conto di fare l'ulteriore ordinanza che tratta diversi temi, tra i quali per primo ovviamente quello delle scuole dell'infanzia e quindi il discorso centri estivi e quant'altro. L'assessore Lanzarin ha già preparato in tempi non sospetti, penso ormai da 10 giorni o 15, le linee guida, e poi altri temi che sono quelli dei parchi di divertimento, che sono anche altre tematiche che domani vedrete. Passerei subito, un saluto a tutti, anche i presenti ovviamente, e a coloro che sono collegati, e passerei subito al bollettino in modo tale che recuperiamo sui tempi, e quindi partirei subito con il totale di tamponi, che sono 548.000,843 e sono 12.045 più di ieri. Vedete, continuiamo con questo trend di almeno 10.000 tamponi al giorno. Abbiamo in isolamento in questo momento 3.210 persone. Mediamente sono 150-200 in meno rispetto al giorno precedente, oggi sono meno 2,49, quindi 250 persone di fatto se ne sono uscite dall'isolamento. Vi ricordo che questo era un dato che cresceva di giorno dopo giorno nei periodi tragici. Il numero di positivi è 19.038, più 8, quindi 8 positivi in più rispetto a ieri, su un budget di almeno 12.000 tamponi, se volessimo fare un parallelo con i tamponi, e quindi sono 8 persone in più. I ricoverati sono 566, sono 9 in meno rispetto a ieri. Le terapie intensive oggi hanno 46, meno 1 rispetto a ieri, sono sempre a metà i Covid e non Covid, anzi per la precisione nelle terapie intensive 15 sono positivi e 31 negativi, quindi la maggioranza è 2/3 e 1/3 praticamente, la maggioranza sono negativi, quindi sono pazienti storici ormai, pazienti che sono lì da 4 settimane, 5 settimane, 3 settimane, e quindi si sono anche negativizzati durante le cure. Quindi 46, 15 positivi e 31 negativi. I dimessi sono 3.229 e sono esattamente più 13 rispetto a ieri. I morti in totale sono 1.841, dei quali 1.337 sono morti direttamente nelle strutture ospedaliere, 1.841 il totale. I nati sono 87 nelle ultime 24 ore. Allora, vi do, prima di passare a 2 riflessioni, ne approfitto anche per la presenza delle signore e quindi di quello che sono le scuole dell'infanzia e gli asili nido, poi magari a questo punto presentiamo anche alcuni lavoretti che ci hanno mandato dei bimbi. E volevo dirvi che sulle donazioni siamo a 38.256 donatori per un totale di 57.600.000 euro. Quindi la raccolta dalla solidarietà dei veneti è di quasi 57.600.000 euro. È una cifra paurosa raccolta. Ringrazio tutti quelli che continuano a donare, a versare. Ieri abbiamo avuto, adesso ci sono molte aziende, ieri abbiamo parlato di Bauli, che
che ha fatto una grossa donazione di prodotti dolciari per la sanità, abbiamo aziende che mandano prodotti alimentari sempre per il mondo della sanità, per i nostri dipendenti, e non posso non ricordare i gondolieri. Ci scrive il presidente Andrea Balbi, ovviamente in rappresentanza dei gondolieri di Venezia, ci comunica che l'associazione gondolieri ha deliberato, pensate, 100 giri gratuiti per il personale sanitario del Veneto, quindi i nostri sanitari avranno 100 giri in gondola regalati dall'associazione gondolieri, quindi ringraziamo veramente di cuore anche l'associazione. Scusate perché sentono tutto da casa. E volevo anche ricordare che c'è una signora che compie gli anni oggi, la nonna Marcella Quaggiato, fa 101 anni, gli over 100 li ricordiamo, ci ha scritto e le facciamo quindi tanti auguri. Per quanto riguarda, prima di passare a 2 disegni dei bimbi, voi sapete che noi stiamo portando avanti questa idea di fare la mostra, abbiamo centinaia di disegni che arrivano tutti i giorni e i bimbi stanno facendo una produzione artistica da paura, anche molto creativa, merito anche vostro che li state assistendo, e molte scuole addirittura ci mandano il plico di disegni e quindi faremo una grande mostra. Peraltro ho parlato col sindaco di Vo, mi sembra il minimo che la mostra dovrà passare anche per Vo, e quindi ho già parlato con Giuliano Martini, che saluto, e saluto tutta la comunità di Vo. Peraltro c'è una bimba di Vo che ci ha scritto, è una bimba, non so se ho qui la letterina, si chiama Lucilla Zattarin, ci ha scritto che è andata a fare il tampone. Voi sapete che i bimbi si sono messi in fila 2 volte i tamponi più prelievo del sangue, e facendo il tampone in faringe le è partito il dente, ha perso il dentino, perché questa bimba è una bimba di 7 anni e quindi normale che perda i denti, e ha detto la formica mi ha dato 20 euro e io gli ho donati al coronavirus, quindi si è chiuso proprio in maniera idilliaca sta storia. Volevo dire, per informazione, mi ha scritto e ne ho parlato col rettore Bugliesi di Ca' Foscari rispetto al tema dell'aumento delle tasse. Mi ha dato un comunicato che poi vi rilascio, lo lascio ai giornalisti. Mi dice che le tasse a Ca' Foscari non sono aumentate, sono le stesse da 6 anni, poi mi fa tutta una spiegazione, e quindi penso sia doveroso, siccome mi è stato chiesto, io sono anche intervenuto su questa vicenda, ovviamente in punta di piedi, poi vi giro il comunicato che il magnifico rettore ci ha mandato. Per i bimbi voglio dirvi che abbiamo poi ho un lavoro fatto da 8 fratellini, c'è una famiglia con 8 fratellini, ma ve lo porterò un altro giorno. 2 bimbi, Giorgia e Mattia, ci hanno mandato, voi sapete, le maestre lo sanno, i pulcini hanno sbancato, adesso stanno arrivando disegni, e quindi ringraziamo Giorgia e Mattia, stanno arrivando tutte le versioni possibili e immaginabili dei pulcini, al punto tale che c'è un bimbo che si chiama, è un nome, devo pronunciarlo bene, Hernandez Junior Alessandro di Pieve di Soligo, che ha rifatto, un bimbo di 5 anni, Alessandro, ha rifatto la rivisitazione delle bandiere, e su quella del Veneto ci ha messo il pulcino, giustamente, che è ancora più forte del leone il nostro pulcino. E poi ancora questa bimba che ci ha mandato, che è il nome, dove ce l'ha, eccolo qui, Iafira Eleonora Biancato, che è di Monselice, ci ha mandato il soldone di cioccolata, ma sotto c'è un euro, sotto nascosto l'euro. Ecco, molti bimbi, poi voi sapete anche il significato, ci mandano disegni con l'offerta e li occultano, l'offerta è sempre occultata nel disegno. No, però è un senso, cioè, andrebbe anche capito, cioè, molti fanno la bustina, altri fanno la scomposizione del disegno, però ci avvisano, guarda che se poi lo troverai l'euro. E poi, visto che è interpretato anche la mia passione, ecco, Enrico di Montaner, eccolo qui, mi ha fatto il cavallo, quindi salutiamo anche Enrico, che è un bimbo di 6 anni, di Montaner, che è in comune di Sarmede, e guardate che bel disegno, ha fatto il cavallo, un po' colorato, ma insomma ci sta, con la mascherina adesso che ho visto il cavallo, ecco, grazie anche Enrico. E 2 considerazioni, noi siamo ancora subissati di segnalazioni rispetto al tema degli assembramenti, del fatto che molti giovani vadano fuori dai bar e ci sia, oltre che l'assembramento, non ci sia l'uso della mascherina.
Onestamente ne ho parlato anche con i colleghi presidenti, fra l'altro dopo andrò su anche con un po' di fretta perché abbiamo la conferenza dei presidenti di regioni aperta, e dico che è un problema che un po' tutti rilevano, no? Cioè in giro per le piazze delle città italiane c'è questo clima di festa, di liberi tutti, ce la faremo, non c'è più, ce l'abbiamo già fatta e roba del genere. Noi siamo preoccupati perché il rischio di reinfezione è alto. Ringrazio tutti quelli che rispettano le regole, che sono la maggioranza, perché oggettivamente fa più rumore un albero che cade e una foresta che cresce, però oggi noi dobbiamo anche preoccuparci del rumore dell'albero che cade, dell'albero che cade, perché comunque potrebbe dar vita a nuove reinfezioni. L'appello che faccio sempre io è quello di rispettare le regole. Noi siamo lì attenti a vedere il modello matematico da un lato, e lo sta seguendo l'assessore Bottacin, e dall'altro l'evoluzione, perché abbiamo di fatto l'apertura del 18 alla volta del 28 maggio, sono passati 10 giorni e da lì capiremo cosa sta accadendo. Ovviamente il movimento sui ricoveri lo andremo già a percepire il 7° 8° giorno, se ci saranno casi di reinfezione. Se ci saranno casi di reinfezione dovremo ripensare a chiusure, dovremmo ripensare a restrizioni, dovremmo ovviamente pensare eventualmente, qualora ci fossero anche dati negativi, anche a fare quarantene di focolai e quindi a chiusure rispetto a focolai evidenti. Ovvio che un infetto da una parte e un infetto dall'altra non fa focolaio, ma secondo le linee guida vi ricordo che il focolaio comincia a essere importante già quando ha 2 o 3 individui nella stessa località. Per cui andiamo con molta prudenza, e la preghiera a tutti di fare ancora questo sacrificio almeno fino al 2 di giugno. Passo la parola per le domande. Io allora farei il solito giro da sinistra. Si è prenotato il collega che non conosco, con la mascherina. Grandesso, prego. Ciao. Accendi. Ecco, 2 temi importanti, anche legati a loro: il rapporto con l'Europa e questa situazione in cui non si sa se le frontiere apriranno, non le apriranno, l'Austria, e poi ovviamente la seconda domanda sul rilancio del turismo in Veneto, insomma, se ha un piano interessante anche per attirare i turisti sia europei che extraeuropei, se c'è un'idea. E poi la prima domanda ovviamente sulle aperture delle frontiere. Anche il governo italiano sembra un po' titubante, volevo capire qual era la sua opinione. Sono 2 temi collegati, perché comunque l'apertura delle frontiere è strettamente legata ai flussi turistici, oltre che a commerciali. Considerate che noi siamo molto preoccupati perché, come ricordo spesso, questa crisi fa perdere al Veneto circa 50.000 posti di lavoro, 35.000 dei quali ovviamente sono posti del comparto turistico. Proprio per questo la preoccupazione è massima, perché per noi la prima industria in Veneto è il turismo, fattura circa 18 miliardi di euro. Detto questo, da un lato noi speriamo che nel rispetto delle regole sanitarie e nella massima tutela della salute dei cittadini si vada verso un Schengen sanitario, nel senso che si vada verso un Schengen sanitario, il che significa che, se è sostenibile, non ci siano più limiti, ad esempio rispetto alle quarantene. Il vero tema non è tanto arrivare in Italia o dall'Italia andare in qualche paese, ma è quello di non doversi necessariamente mettere in quarantena. Un ruolo qui lo potrebbe avere ad esempio anche l'aspetto diagnostico dal paese di provenienza. Non so, uno si fa il tampone, arriva e sappiamo che ha già avuto il tampone e quindi c'è stata una fase diagnostica. Fermo restando che stiamo parlando di una mole di turisti che è paurosa. Per darvi una dimensione, Venezia nelle giornate di overbooking estive arrivava anche a 150.000 transiti al giorno. E voi capite, per carità, non erano tutti stranieri, ma capite che il contingente sui 70 milioni di presenze turistiche di stranieri è almeno la metà, cioè vorrebbe dire diagnostica importante che noi non riusciamo a realizzare per ovvi limiti logistici e pratici. Spero che ci sia questo Schengen sanitario.
invito e spero che il Ministero degli Esteri faccia parte in maniera importante e pesante ai tavoli internazionali e che si finisca di leggere sulla stampa internazionale di corridoi di qua, corridoi di là, ma sono tutti corridoi che non riguardano l'Italia, perché questo vuol dire essere tagliati fuori. Pensare che l'austriaco e il tedesco stia progettando un corridoio su Croazia e lasci fuori il naturale sito del turismo tedesco e austriaco che è l'Adriatico, a me sembra inverosimile. Per quanto riguarda, tu mi avevi chiesto la campagna promozionale, noi stiamo lavorando, siamo anche a un buon punto. Certo è che adesso sappiamo che la piazza virtuale della promozione sarà ingolfata a livello internazionale, sarà ingolfata di messaggi comunicativi delle diverse offerte turistiche nazionali delle diverse nazioni e poi a scalare per tutto quello che riguardano i diversi territori. Immaginate l'Italia vende l'Arena di Verona, vende il Lago di Garda, venderà le spiagge, poi venderà, che so, il Colosseo, i Tempi di Agrigento e così via. Quindi stiamo tentando anche di calibrare una campagna che sia, ripeto, portata avanti da dei testimonial a livello internazionale e che sia anche aggressive, cioè che sia fuori, aggressive, brutto termine, che non sia convenzionale, perché altrimenti andiamo a perderci nel mare magnum. Però l'assessore Canal sta lavorando e l'ho sentito anche ieri sera e quindi mi sembra che siamo a buon punto. Chi si era prenotato? Parisi e Malavasi. Martina a seguire. No, ma andiamo con ordine così diamo ognuno il suo. Presidente, buongiorno. Emiliano. Ciao. Buongiorno a tutti. Dunque, Presidente, visto che il modello Veneto ha fatto e sta facendo scuola in tutta Italia, non soltanto con i tamponi a tappeto, poi con la chiusura, la definizione della zona rossa, dopo quanto accaduto a Vo, solo per citare alcuni dei tratti delle diverse ordinanze, considerato il suo appello che bisogna rispettare le regole, noi come emittente Media Nord-Est documentiamo giorno dopo giorno gli assembramenti nelle varie movide, ci arriva più voce la richiesta, ma perché non, visto che comunque bisogna essere ligi, non prevedere una chiusura con l'ordinanza dei locali alle 22:30, cioè stabilire un orario entro il quale poi questa gente debba tornare a casa, visto che da soli non ci si regola, non parlo per tutta la gente ma per la maggioranza, insomma. Ma guarda, partirei dall'ultimo termine, Anna Maria, da soli non ci si regola. Sarebbe una sconfitta pensare che i cittadini abbiano bisogno di una ordinanza, una chiusura per far capire a loro che la mascherina salva la vita. Però vediamo tutti i giorni purtroppo gente che continua a non rispettare questo. Sì, questo l'ho capito. Ma dobbiamo anche ho capito, ma queste cose qua le diciamo oggi, se le avessimo dette 3 mesi fa avremmo detto dittatore, no? Chiunque avesse detto queste robe. Interroghiamoci invece sulla qualità di quello che ne sta venendo fuori. Ne sta venendo fuori che spesso persone che fanno la morale al mondo sui social poi alla fine hanno anche difficoltà a portare la mascherina, perché l'anarchia arriva al punto tale che tutto quello che è una regola di sanità pubblica, ripeto, non è che abbiamo deciso di che colore devono essere le magliette dei Veneti, stanno dicendo semplicemente che c'è un medicinale non convenzionale che è una mascherina, non si porta. Allora io ti rispondo che al momento non è all'ordine del giorno un'ordinanza per chiudere prima i locali, punto. La considererei una sconfitta, ma lo dico da Veneto, perché pensare che ci siano dei veneti che hanno necessità di essere, diciamo, contingentati nelle loro azioni perché non capiscono di cosa stiamo parlando. Qualcuno mi ha scritto, ma alla fine l'incidenza è bassa, stiamo solo parlando di 1800 morti, anche se ne fosse morto uno solo di Veneto è importante, perché a questo punto c'è anche un tema sul valore della vita da affrontare. Allora io spero che questa crisi e che questa emergenza ci serva anche a fare altre riflessioni in natura sociale, no? Esatto, siamo tutti, prima che dei consumatori, siamo dei cittadini, forse varrebbe la pena di ragionare sul fatto che siamo cittadini prima che consumatori. Scusi Presidente, quindi al momento, pertanto sarà da valutare da qui ai prossimi 10 giorni. Quello che ho detto prima, sì. Malavasi, si prepara Zambon, poi Emiliano e Prigioni. Con ovviamente mascherina, gel, distanziamento eccetera, possono riprendere già da oggi o da quando insomma i corsi di formazione in ambiente chiuso, penso formazione per giornalisti, architetti, ingegneri? Sì,
Sì, sì, è già in ordinanza. È già in ordinanza? Sì, sì. Ok. Altre due cose veloci. Chiudo. Prego. Gli operatori del turismo in area veneziana, tutta la filiera, insomma, diciamo, dagli alberghi ai ristoratori, eccetera, benché vada, prevedono che per tutto il 2020, se si arriva a un 25-30% del fatturato normale, questo sarà il risultato. È pensabile che, essendo un settore particolarmente danneggiato, fra i danneggiati in Veneto, possa avere un supporto particolare o dalla Regione o attraverso la Regione dallo Stato? Ma guarda, io ti dico, noi abbiamo una, come si può dire, una regola che si dice sempre ai cittadini come stanno le cose. Dalla Regione no, nel senso che dalla Regione possono arrivare interventi, diciamo, mutuando e riprogrammando ad esempio fondi comunitari, questo sì, ma nuove risorse noi non ce le abbiamo. Ricordo che siamo l'unica regione in Italia che non applica tasse, quindi noi dalle tasche dei veneti non preleviamo almeno 1.170 milioni di euro all'anno. A livello nazionale assolutamente sì, ma non lo dico perché va bene scaricare il problema, perché so che c'è la volontà di portare avanti questo. Dopodiché il turismo sta pagando un duro conto, ripeto, tu hai ragione quando dici c'è questo tema. L'assessore Marcato sta lavorando a un progetto di, diciamo, risorse da rimodulare per i comparti. Ci sarà anche il turismo, in particolare il turismo come attività economiche, però presenteremo questo progetto, ma pensare che ci sia una tassa di scopo o altre robe, decisamente no. Per chiudere, a proposito di app, mi pare che tu dicessi, insomma, prevedessi che entro la settimana ci sarà qualche novità anche relativamente allo studio che si sta facendo per il Veneto e comunque come si armonizzerà con l'app nazionale che pare alle porte. Ma guarda, l'app nazionale è oggetto di incontro anche questa mattina, anzi in corso, per capire se ci sono degli aspetti sperimentali da portare avanti o quant'altro. L'app nazionale purtroppo è partita male da un punto di vista di consenso pubblico. L'app funziona se c'è consenso attorno all'app, se no non funziona, perché uno deve individualmente e volontariamente scaricarsela sul proprio cellulare. E a mio avviso si è atteso troppo e si è lasciata troppo andare la discussione e quindi le preoccupazioni giuste sulla privacy, sulla gestione dei dati, per cui i cittadini giustamente adesso hanno ritrosia. Se non si recupera con informazione corretta e tranquillizzando i cittadini, secondo me l'app avrà grosse difficoltà a decollare. E quello Veneto? Ma noi stiamo lavorando col nostro progetto di biosorveglianza, adesso cerchiamo di capire, però noi non stiamo lavorando sulla tracciabilità, cioè sui contatti, no? Sul fatto che uno si avvicina a un'altra persona e scatta la segnalazione che ha incontrato quella persona, e quindi fra 20 giorni se ci sarà un positivo, un caso, andremo a ripristinare tutti i contatti di questa persona. Noi non lavoriamo su questo fronte. Mi fermo qui. Zambon. Sì, solo per capire se diamo per scontato, vista l'ordinanza di domani, che i centri estivi possono riaprire già dalla settimana prossima? Noi scriviamo questo sull'ordinanza. Sì, c'è previsto da lunedì. Già accordi fatti con, non lo so, associazioni di categoria, fra virgolette? Abbiamo fatto gli incontri, li ha fatti l'assessore, però mi fermerei qui perché voglio riservarmi poi di darvi il testo dell'ordinanza che potrebbe avere anche altri aspetti. Ok, grazie. Prego. Dopo la Zambon c'era Emiliano e poi mi dico. Presidente. No, Salmaso. Presidente, buongiorno. Mi permetta di tornare Ciao. sul tema aiuti per le zone rosse. Se il parametro appunto per ricevere questi aiuti è il fatto di 30 o 15 giorni, quindi penalizzando Vo, lo abbiamo già detto anche ieri, lo ha detto lei, è scandaloso. Lei però ha sempre nominato Vo come un case history, come una città che si è immolata per la scienza, ha ricordato nelle lettere dei bambini in fila per aiutare appunto la mappatura di Crisanti. Io non riusciamo a capire come la cecità del governo e anche di chi insomma apponga le firme su certi aiuti sia così evidente. Vo ha diritto agli aiuti. Sì, guardate,
A questo punto ve lo annuncio. È bene spiegare cosa è accaduto. C'è stata una prima stesura c'è stato prima un dibattito perché c'è stata una dimenticanza delle zone venete rosse, dopodiché il decreto va con una stesura che è assolutamente rispettosa dopo le rimostranze delle zone venete rosse e quindi diventa legge, perché viene bollinato e diventa legge, e dopo in maniera irrituale gli esperti, i giuristi dicono mai vista una roba del genere, con un comunicato, con errata corrige, si mette in gazzetta un nuovo testo di una legge che era già stata bollinata e noi siamo scomparsi. Allora il tema è questo: noi abbiamo non solo Vo, abbiamo Treviso, Vicenza e Venezia e Padova. Quelle sono le famose 3 zone rosse che io avevo chiesto di ritirare perché ho detto il Veneto è tutto in emergenza o non mi fate la macchina di leopardo. Sono le famose 3 zone rosse istituite l'8 di marzo, che arrivano in coda alle 10 zone, ai 10 comuni del Lodigiano, alla provincia di Padova e di Brescia, di Bergamo, di Lodi e di Piacenza. In più noi avevamo Treviso, Padova e Venezia. Dopo 24 ore, da quel 8 marzo, l'Italia diventa zona rossa. Ma nessuno ha revocato le nostre 3 zone rosse. Tanto è vero che vanno a braccetto con le altre province. 3 province venete, poi Brescia, Bergamo, Lodi, Piacenza, quello che vi ho detto. Il decreto dice che per almeno 3 giorni deve essere stata zona rossa. Le zone rosse sono state revocate il 13 di aprile. 8 marzo, 13 aprile sono 30 giorni. Magia, sono sparite tutte le province interessate del Veneto e sono rimaste tutte le altre, quelle dell'Emilia Romagna e della Lombardia. Risultato che abbiamo dato incarico già oggi al professor Bertolissi e noi ricorriamo dappertutto. Questo decreto, vedrete, ve lo dimostrerò, verrà buttato nel cestino e deve essere riscritto. Perché a mio avviso è assolutamente imbarazzante per noi vedere quello che sta accadendo, cioè addirittura che si corregga un decreto con un'errata corrige, cioè si dà un nuovo testo di un decreto che è approvato e è legge. Quindi noi facciamo ricorso avanti la Corte, avanti al TAR, avanti dove bisogna andare, perché questo decreto per noi è offensivo nei confronti dei veneti. E guardate, questi toni io non li ho mai usati durante l'emergenza, però davanti a 200 milioni stanziati non mi puoi dire che i 200 milioni vanno alle zone rosse, giustamente, di tutti, ma tranne che del Veneto. Io dico giustamente agli altri perché hanno avuto la tragedia, ma c'è anche il Veneto che ha avuto 1847 morti ad oggi, oltre a 4.500 persone ricoverate e tutto quello che sapete. Presidente, posso toccare un'altra tematica? Torno sul tema della Movida. A Padova l'assessore Bressa, quindi al commercio, ricorda una vecchia ordinanza che obbligherebbe gli esercenti a munirsi, a seconda dell'afflusso nel proprio esercizio, se è elevato, di uno steward. Io capisco che gli esercenti hanno vissuto 3 mesi di chiusura e quindi sarebbe un costo eccessivo e aggiuntivo. C'è da dire che però potrebbe essere, oltre ad essere un obbligo, una soluzione, quindi a non chiudere prima e anche a gestire ciò che a tutti gli effetti sembra ingestibile. E chiudo, visto che mi trovo, come può notare, in minoranza, mi è stato chiesto gentilmente anche di ricordare tra le varie categorie i nidi in famiglia che sono stati abbandonati e dimenticati. Certo. Grazie Presidente. Prego. Beh, ricordiamoli, salutiamo i nidi in famiglia. Ma no, dovrei anche rispondere. Grazie Carlo. Scusa. No, può succedere. No, volevo dire una cosa, Emiliano. Mentre tu parlavi dello steward, di tutte le robe belle che si possono fare, pensavo ai giapponesi. Io sono andato in Giappone e sono entrato in un centro commerciale e c'è sempre, se voi fate caso, in qualsiasi grande centro commerciale i dipendenti
entrano e escono perché vanno in magazzino. E i giapponesi praticamente quando escono dal centro commerciale, cioè vanno nel magazzino, si fermano, danno le spalle alla porta, guardano il centro, ringraziano, salutano e vanno via. Abbiamo visto tutti i giapponesi che si portano a casa le carte dagli spalti dello stadio, che ripuliscono, e non esiste attraversare la strada se il semaforo è rosso, e attraversi puntualmente, arancione si sta fermi, cioè tutto funziona. Capisci che è un fatto culturale a questo punto, cioè se continuiamo a ragionare che serve lo steward, dopo mettiamo vigilanza, dopo mettiamo quello che è autorizzato anche a fare mosse di karate, cioè capite che non finiamo più, cioè cominciamo a chiederci se ragionare così è corretto. Dopodiché è vero che i gestori hanno l'obbligo della vigilanza. Ve l'ho detto ieri, come una persona che fa mescita di bevande non può dare l'alcol al minorenne, è altrettanto vero che tu non è che puoi continuare ad alimentare un assembramento davanti al tuo esercizio commerciale e dire ma sono di fuori, io non posso controllarli, perché c'è un limite a tutto. Io ho fatto un po' di telefonate ai ristoratori oggi per sapere com'è andata la prima apertura e ho trovato una filosofia che tutti hanno applicato: siamo sommersi da richieste di prenotazioni e tutti mi hanno detto siamo partiti però piano, abbiamo voluto rinunciare a prenotazioni perché vogliamo capire come funziona. E mi hanno anche tutti aggiunto, guardate, ne ho sentiti 4 stamattina, mi hanno tutti aggiunto: siamo rimasti sorpresi dalla civiltà e dal rispetto che hanno avuto i nostri avventori. Loro erano preoccupati di trovarsi davanti a avventori che cominciavano a discutere sul fatto che la mascherina non me la metto quando mi vado al bagno, che il gel igienizzante te lo metti te perché io non ho bisogno. Invece hanno trovato assolutamente rispetto, e questo rispetto lo devono avere anche quelli che devono farsi lo spritz. Non è una colpa fare lo spritz, neanche l'happy hour, ma deve essere un happy hour, un'ora felice e non infelice. Grazie. Allora, il giro prevedeva Prigioni, Salmaso, Manzan e Buoso. Buongiorno a tutti, buongiorno. Ciao. Sto notando che i laboratori privati in forma privata, oltre al test serologico, propongono anche il tampone. Può essere un aiuto allo screening epidemiologico? Ma guarda, loro rientrano ovviamente indirettamente nel piano di sanità pubblica perché sono accreditati. Se trovano positività noi le dobbiamo verificare ovviamente per il tramite del servizio pubblico, sto parlando del test serologico. In generale sono scelte individuali, nel senso che noi garantiamo il servizio di sanità pubblica, il contatto, il sintomatico, a tutto come è previsto. Facciamo screening nel caso di riposo, dipendenti, partiamo con i dentisti, abbiamo fatto le farmacie, i dipendenti delle farmacie e così via. Dopodiché se un cittadino dice io voglio togliermi una curiosità e sapere se ho mai incrociato il virus in vita mia, si fa il serologico, ma il serologico lascia il tempo che trova. Nel senso che non è, cioè il tampone ti dà il contagio virus vivo, cioè ti dice tu sei positivo e sei sintomatico, cioè scusami, e sei contagioso se è positivo il tampone. Il serologico ti dice qua è passato qualcosa, il tuo sangue mi dice che hai formato anticorpi. Lo dico perché qualcuno pensa che il serologico sia diciamo la soluzione, è semplicemente togliersi una curiosità per certi aspetti. E quindi magari fare anche il tampone nello stesso laboratorio privato, perché questo che notavo i tamponi, insieme, insomma, il kit serologico li possono poi fare, tampone. sì, noi abbiamo anche contezza delle quantità di tamponi che vengono fatti extra servizio pubblico. Sì, l'ho detto prima, solo gli accreditati e autorizzati.